Ragazzi, per farvi un regalo ho pensato di venire in uno dei paesaggi naturali più belli vicini a casa mia. Lo scoprirete in questo episodio. Ascolta, dove mi... dove vuoi, Ale? Davanti e dietro. Davanti con la mascherina. Dai. Voilà! Ciao a tutti ragazzi. Allora, oggi ci troviamo sulle sponde del lago di Garda. Sono venuto qui per fare un video un po' diverso dal solito. Dato che a me piace molto la fotografia, ho pensato di fare alcune foto e nel caso in cui riesco a fare delle foto belle stasera, in base anche alla luce e al tramonto che ci sarà, eventualmente poi darò la possibilità di scaricarle a voi se volete, insomma, e magari ne faccio due formati, uno da utilizzare ad esempio per lo sfondo del cellulare, mentre l'altro per lo sfondo del computer. Quindi adesso non perdiamoci in chiacchiere e iniziamo a fotografare. Sto cercando la scena giusta per trovare un bel primo piano e fare una foto con un bel primo piano davanti e lo sfondo del lago e delle montagne dietro. E l'idea era quella di fare una lunga esposizione, non so se sapete cos'è. In pratica è mantenere l'obiettivo aperto per qualche secondo, tipo una quindicina di secondi, e in modo tale da far diventare l'acqua, in modo tale da rappresentare la... No, perché non ti so pensare. Allora, in pratica dovete sapere che con me è venuto quel ragazzo lì che si chiama Augusto Veronesi, ha un canale YouTube, se volete andate a seguirlo e vi lascio il link in descrizione, dai. E comunque cerco di fare una lunga esposizione, quindi di mantenere l'obiettivo aperto per una quindicina di secondi, in modo tale da dare l'effetto seta all'acqua del lago, cioè sembra che sia un velo piatto. Comunque adesso vi faccio vedere, monto il cavalletto, prendo la macchinetta fotografica e iniziamo. Allora ragazzi, adesso vi spiego. Intanto la composizione, vedete, c'è il pontile in primo piano, non so se riuscite a vederlo, che è anche un po' rotto, infatti dovrei andare, forse dopo provo ad andare più in giù. E sotto c'è l'acqua e in fondo c'è il tramonto. Però per rendere l'effetto seta che vi dicevo, al momento c'è troppa luce, perché se l'obiettivo sta tanto aperto entra molta luce, e per evitare questo devo montare un filtro, diciamo, sono come degli occhiali da sole, ok, per la macchinetta, per scurire un po' lo scatto. Quindi adesso montiamo questo filtro che si chiama ND. Questo è il filtro che vi dicevo. Adesso lo monto sulla fotocamera. F10 e 51 secondi. Ok ragazzi, allora in pratica quando io installo il filtro, che è questo qui che vi dicevo, devo calcolarmi l'esposizione corretta, perché altrimenti la foto viene troppo buia. Quindi mantenendo questi tre parametri, che vabbè non vi spiego, e ho un tempo di scatto di 51 secondi. È come se l'obiettivo della macchinetta stesse aperto 51 secondi, e quindi tutta l'acqua viene mossa e crea un velo piatto che dopo vedrete, vi faccio vedere meglio anche dalla fotocamera. Ok ragazzi, allora adesso sto scattando la foto. Qui sopra potete vedere il tempo che va avanti. Quando arriva a 51 secondi io lo blocco e vedrete il risultato finale. Ecco, vedete che bello che è, mamma quanto mi mancava fare queste cose, fantastico.
Allora adesso ragazzi scatto anche una foto in verticale da mettere eventualmente per i cellulari e dopo vado giù a provare a trovare un'altra composizione. Magari lo sposto un po' più avanti e lo inclino un pochettino. Guardate ragazzi, non so se riuscite a vederla, adesso è storta anche, vabbè. Comunque fantastica, mi piace, mi piace. Allora ragazzi adesso sapete cosa faccio? Provo ad andare un po' più in giù per essere più vicino all'acqua e far vedere proprio il velo. Allora mi sposto qui sotto. Vedete ragazzi, qui bisogna fissare molto bene la telecamera perché ci sono le onde che rischiano di rovinarla. Mamma mia, proprio adesso queste onde giganti. 51. Wow, però mi mancano un po' di rocce. Porca vacca, ancora. Ok ragazzi, adesso proviamo a fare un terzo tentativo da un po' più in su per vedere se riesco a prendere almeno quelle rocce che ci sono qui sotto, vedete lì. Ok, allora adesso sto scattando. Ok ragazzi, ho dovuto portare ulteriormente indietro la fotocamera perché se no non riuscivo a prendere i sassi. Speriamo che questo sia lo scatto giusto. Oh, bella questa, Vacca boia! Ma che foto! Voilà, ciao ragazzi, allora adesso il sole è tramontato, noi stiamo tornando a casa. Spero che questo video vi sia piaciuto, anche se era diverso dal solito. E adesso vi lascio in fondo al video le foto che ho fatto e vi do la possibilità di scaricarle, le lascio come regalo in descrizione, potete usarle come volete voi, come sfondo del desktop, come sfondo dello smartphone, potete caricarle sui social, non c'è nessun copyright, quindi usatele come volete. E niente, grazie ancora a tutti, fatemi sapere se questa tipologia di video vi è piaciuta mettendo like e magari ne faremo delle altre. Anche questa avventura è finita e ci vediamo alla prossima puntata. Ma io per fare il time lapse comunque faccio un video normale e poi lo vedo sul posto. Ah ok, sì sì. Se no c'è io ho l'opzione. Beh dai, adesso avanti. Intanto metto qua la dopo.